Allora, cari amici, io sono Russolillo, liberatore di Montecalvo Irpino. Ai nostri tempi si usava la malaria. Si usava la malaria e noi avevamo 8 anni, cugine e fratelli, che era una famiglia numerosa nostra, contadini. E allora ci chiamavano, che taglia dice che noi eravamo sfasate. Che taglia dice? Ci chiamavano un zalanute. Dice in zalanute, non capite niente, che era, che era. E allora dopo fu scoperto che noi tenemmo la malaria. E allora questa benetta malaria, mamma nonna, ci comandavo a fare tante benedette figure. Dice, tu da fare tante figure che dopo io già conosco le figure della malaria. Lucchinino si chiamava pure. E allora noi accogliemmo le figure e ce le portavamo a mamma nonna. Mamma no, queste qua sono quelle. Allora quella sceglietta uno per uno e trovavo queste benedette figure. Questa è una piantina e questa è un mazzetto che ho fatto, ma questa è una piantina. E allora dice, queste qua sono l'erba della malaria, ma non faceva guarire solamente la malaria, ma faceva guarire tante cose. Allora mamma nonna, a noi si chiamavano un zalanute che noi non capemmo niente perché eravamo sfasate. E allora faceva le ricotte con quest'erba e per addolcire ci metteva fico secche e rariche di Maurizia. Quelle rariche di Maurizia che erano dolci e facevano un bello ricotto. E allora noi ci pigliamo questo ricotto, a 12 giorni eravamo messi a posto. Ci capemmo e loro non ci chiamavano più un zalanute perché si chiamavano un zalanute che noi ma loro ci comandavano un sorriso, ma noi ma niente, non tenemmo capienza, non tenemmo. E allora poi dopo 10 giorni che facevamo questo ricotto avemmo il risultato che guaremmo e tutto andò bene. Adesso che io ho queste benedette 90 anni quasi, mi ricordava sempre questa benedetta erba della malaria, chinino, si chiamava pure lo chinino. E allora questo qua ho dimostrato al signore Angelo Siciliano che gestiva l'erba della malaria. E questo Angelo Siciliano mi ha obbligato di fare questo movimento, di pigliare una piantina, un mazzetto, dice che tu lo devi dimostrare e che avete dimostrato dopo aver fatto questo ricotto. E mi passate buone. Noi a 10 giorni parlammo e tutte le cose, non ci chiamavano più zaumate. E allora questo qua io posso dire che tutte le erbe tiene medicina. Ma ogni erba ha la medicina sua. E allora, sono le cose dei dottori, E questo qua è che posso dire. Che poi, d'altro, io vi auguro a tutte quante di non avere queste malattie perché noi ne ci chiamavano un zaumate, che non sappiamo, ma niente, non rappresentiamo da cristiani. E vabbè, e questo qua è. Saluto a tutte quante. Ciao ciao.